Anche i carabinieri di Agrigento in campo a ritmo serrato per la sicurezza e la salute dei cittadini. Controlli a tappeto contro la diffusione del Covid-19 ieri pomeriggio nel centro città. Al secondo giorno di applicazione del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento possono già fare un primo bilancio dei controlli effettuati. Oltre 100 le pattuglie in auto, appiedate, e circa 300 militari sono scesi in campo. I controlli hanno riguardato sia i conducenti dei veicoli sia le persone in transito a piedi. Dichiarazioni fatte sottoscrivere per giustificare il proprio transito. Su di esse, nei prossimi giorni, i militari effettueranno verifiche a campione sulla veridicità di quanto asserito per non incorrere nel reato di violazione degli obblighi imposti dall'autorità ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, che prevede la pena dell'arresto fino a 3 mesi. Mentre l'hashtag Io resto a casa lanciato dal governo campeggia sulle pagine dei social network degli utenti italiani, i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento in questi giorni stanno effettuando controlli ininterrotti con centinaia di pattuglie che percorrono le strade sia di giorno che di notte, al fine di vigilare sulla concreta applicazione dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ormai in vigore da 2 giorni. Già dalle prime ore di ieri, 10 marzo, i carabinieri su tutto il territorio provinciale, da Sciacca a Licata, passando per Cammarata e Canicattì, ma anche nei più piccoli centri, hanno fermato e controllato le autovetture e le persone in strada, chiedendo spiegazioni sul motivo della loro presenza fuori casa e ricordando che sostanzialmente è consentito uscire solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o concreta necessità di carattere primario. A tale scopo i militari hanno fatto sottoscrivere per le successive verifiche decine di autodichiarazioni, il cui modulo era già disponibile da ieri mattina sul sito del Ministero dell'Interno. I carabinieri hanno anche altresì controllato centinaia di bar, pub, ristoranti, locali di aggregazione della provincia, verificando il tassativo rispetto degli orari di apertura dalle 6 alle 18 del pomeriggio, nonché l'adozione delle precauzioni sanitarie tra i dipendenti e gli avventori, come ad esempio la distanza di almeno 1 metro tra le persone. Sinora non si sono registrate situazioni di criticità, sintomo al momento della collaborazione e del senso di responsabilità dei gestori delle attività. Le ultime 48 ore, insomma, hanno visto un energico sforzo dell'Arma dei Carabinieri al fine di applicare le nuove regole stabilite dal governo, limitando così la diffusione del contagio e tutelando la salute dei cittadini. I servizi andranno avanti ininterrottamente, soprattutto in vista del fine settimana.